Si infettano in maniera molto meno frequente rispetto agli adulti e quando si infettano con malattie meno gravi. Avete visto i dati, abbiamo avuto 369 bambini su 19.200 adulti infettati e abbiamo avuto 13 ricoveri di bambini nella regione Veneto, a dire che la maggior parte dei bambini aveva una sintomatologia così lieve da essere gestita dal suo pediatra di famiglia a livello domiciliare. I bambini dunque sembrano essere protetti dal coronavirus, si ammalano meno gravemente e con sintomi più lievi, un fenomeno oggetto di varie ipotesi, tra cui quella di una maggiore risposta immunologica. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del governatore Zaia la dottoressa Dadalt, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, chiarendo vari dubbi, tra cui quello della contagiosità. Sicuramente possono presentare la malattia in maniera asintomatica, però è anche ragionevole pensare che quando sono asintomatici sicuramente sono dei potenziali trasmettitori, ma la carica virale è così bassa per cui noi diciamo non sono dei super trasmettitori. Certamente sono dei trasmettitori perché il virus lo albergano nelle vie aeree, ma così la letteratura pediatrica sta sempre più dicendo non sono dei super trasmettitori. Nonostante questo, Dadalt invita a vaccinare anche i più piccoli contro l'influenza. Essere protetti dall'influenza protegge se stessi, protegge chi ti sta intorno e toglie dal campo, in vista di un'eventuale ripresa dell'infezione da coronavirus, il problema dell'influenza. Altrimenti sarà molto difficile per noi, in assenza di test rapidissimi, differenziare i bambini che hanno un'influenza dai bambini che hanno un'infezione da coronavirus. Ritorna poi la questione della mascherina, di cui la dottoressa spiega il differente utilizzo in base all'età. Sotto i 2 anni addirittura è pericolosa, può essere pericolosa. Il bambino sotto i 2 anni ha delle vie aeree strette, la mascherina più piccola rispetto a quelle dell'adulto, la mascherina potrebbe essere parzialmente occludente, potrebbe anche occludere in maniera tale da soffocarlo se il bambino esce dal controllo dei genitori. Tra i 2 e i 6 anni i bambini la possono cominciare a portare, però sicuramente non la portano bene, la toccano, la allontanano, se la tolgono, si toccano il viso, toccano gli occhi e quindi questo può diventare più che protezione, fonte di infezione. I bambini invece sopra i 6 anni la mascherina deve essere nota ai bambini, i bambini devono essere educati a portarla